Anche in quello che rimane dell'estate 2020 prenderà avvio il progetto Turismo Sociale Inclusivo, realizzato da Regione Veneto e ULSS 4 con la collaborazione dei comuni e delle imprese turistiche del litorale veneto. Con l'emergenza coronavirus poteva essere che il 2020 fosse stato un anno senza una progettualità di questo tipo, invece è molto importante perché sappiamo quanto i ragazzi con disabilità abbiano sofferto durante il periodo del lockdown, quindi un ritorno alla normalità, un ritorno all'inclusione effettiva a 360 gradi con l'inserimento lavorativo diventa fondamentale per loro come momento di crescita ma anche di uscire di casa e di fare i primi passi da sole. È un progetto che l'anno scorso aveva portato 50 ragazzi sulla costa, quest'anno abbiamo dovuto ridurre appunto perché il Covid ci ha portato via risorse e possibilità, ma che lo vogliamo riproporre per gli anni venturi perché si consolidi come un elemento fondamentale di questa costa veneta che è la costa più inclusiva di tutto l'Adriatico. A inizio anno la Regione aveva programmato un progetto articolato su tutto il Veneto, includendo anche le località di lago, di montagna e termali, coinvolgendo ragazzi con fragilità dell'intero territorio. Purtroppo però l'emergenza sanitaria ha costretto a rimandare l'intento al 2021, ridefinendo così l'iniziativa a un ambito più ristretto, sempre con il coordinamento affidato all'ULSS 4, con i tutor del servizio di inserimento lavorativo dell'azienda sanitaria che seguiranno i ragazzi nella loro esperienza. Sono una quindicina, lavoreranno in varie strutture del nostro litorale, sia da Cavallino a Jesolo, a Caorle, a Bibione, svolgeranno attività di mansioni tipiche delle attività alberghiere. Credo che sia una dimostrazione come le nostre strutture ricettive siano strutture molto accoglienti, siano strutture molto sensibili e perché io credo che poi in maniera molto intelligente anche gli operatori privati abbiano capito che alla fine è una risorsa anche per loro.